Salvatore Moncada resta presidente, serviva a resettare e ripartire con una riduzione del budget del 30%, sono alla ricerca di nuovi stimoli. Così commenta Salvatore Moncada, che rilancia il progetto Fortitudo, ma con ambizioni ed obiettivi diversi. Si riparte da Franco Ciani, il coach ha deciso di sposare il nuovo progetto della Fortitudo Moncada Agrigento. Si riparte dalla Serie 2 per un progetto di 3 anni che punterà sui giovani e sul potenziamento del settore giovanile. Per attuarlo Toto Moncada ha voluto Ciani, altrimenti sarebbe cambiato tutto e probabilmente si sarebbe tornati a fare la C. Devo tanto a questa città e pur nella consapevolezza che sarà difficile ho deciso di rimanere qui perché credo molto nella progettualità, un progetto stimolante, dice Ciani, che accetta la nuova sfida. Il primo anno la squadra sarà fatta di giovani e si lotterà per mantenere la categoria. Naturalmente la società, un po' sul modello Acragas, punterà a prendere i bonus sui giovani. Anche l'assetto societario cambia e i vecchi ruoli saranno ridimensionati. Le mie dimissioni erano anche stimolanti, ha detto Moncada, ma sono costretto a rimanere presidente. Era chiaro quello che il nostro territorio può dare. La dirigenza di una società mette anche dei soldi. In realtà la dirigenza li mette sempre. Qui sono solo io. Apprezzo i microsponsor, questo è sicuramente quello che il territorio può dare. Ad un'esternazione della società ci sono chiacchiere e pochi risvolti. La squadra si ama facendo l'abbonamento.